Amigas e amigos, ben agattaus, benitorraus come sempre. Un saluto umano delle signore in arti su maisto e benitorraus per su viaggio cosa nostra. Arreo Posta Sardegna, arreo Voita, arreo Guattoviai come sempre musicistas, artistas, zonadoris, omminis e femmias e si fa contare de issus che all'esti su percorso cosa in solo, su percorso artistico, su percorso de vita, petta come ti narrauso d'ogni orta, sa vita e musica e sa musica e vita. Oggi voi dauso con s'amico nostro Federico Marras per Antoni. Ben agattau. Un saluto a tutti. Come ti sta? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene, appena famito. Poi questa è un'altra questione, in Dio fuori dai, fuori di onda. Noi Deus posto in questa scatuletta, noi per ogni puntata, scioperausu un genere musicali e a tu Deo, che sei questo che sciopera dei generi, si ti ha posto a intro di questa scatuletta che è sul mondo del suo cantautorato. Ti inciagata sei in questo mondo o è un mondo che è strinto, insomma, in tanti pensa? Ma io dico così, io non sono un poeta, a chi lo che scrivo lo canto sempre, ma non sono manco un cantante, non sono un musicista, io non ho fatto il studio particolare. Tanto pure se non è che mi fosse proprio cantautore è Giulio. È giusto. Mi chiazzi, sì. A me e a tutti chi si bavaracci quanto a me che fanno chi trabaglio, diciamo così. Caoinai che scrisi canzoni cosa tuas, no? Che ponisi a intro des canzoni, uno vago de su chi tenis a intro, questo è suo senso. Però, contausu vinzas ai ascoltatori nostri chi ni sesi. Non commentasi commentau, perché questa è un'altra questione, è un'altra pregunta. Chi ni sesi proprio? Allora, io sono un sussinco di coglio, diciamo così, che vuol dire che sono un pizzino che è cresciuto in Porto d'Orra, ok? Ho studiato poi in Sassari, quando ho avuto famiglia, ho comprato sono con parente a casa in Sosso, tanto che ho fatto di me un torrettano, diciamo così, doc. E io sono una persona che vive con una certa sensibilità del territorio e amo che il mio a sé torritano che pone d'accordo che i tre manni zidai che vi so, che sono Porto d'Orra, Sassari e Sosso, che in una misura è il mio mondo, ok? Io sono Gughillo principalmente. Ecco, commenti questo mondo intrada in sarti cosa tua? Commenti tu potevi agattai in questo che fai? Allora, è entrato d'aglio. Anche io ho fatto musica, danza, teatro fin dalla minoreddo, però scriveva sempre in italiano, ok? Mi piaceva un po' il grinta, le dimensioni popolari, che ci fa da chi vi saricchia da di, anche lo sassarese, lo turitano, la lingua che io impreo, in oggi è trattata da mari, è trattata da Zurubara Gionfra, e io così l'avevo abbigliata. E solo crescendo che ho però per giocare in carriera ho imparato a fare da, perché sennò non si poteva giocare. Certo. Ma entro la musica che fosse è arrivata a taglio, quando ho compreso che era importante punire che cosa che fosse più importante di Romeo, travaglio d'artista, che fosse che cosa che toccava a tutti i canti. E tanto ho compreso che la ringa è una risorsa comune, diciamo così, di tutti i canti, di risassaresi, ma pure di chi a Cascetto, come diciamo noi. E tanto poi le cose impari, e esce lui il primo travaglio che in Torrettano che si chiama Canzona di Mari. E non sa fuori dai, pago pago per usare. Ecco, quali fonti is influenzas in sa musica cosa tua? In suo senso, ci fonti artistas che potete nominare che secondo te più di altro hanno influenzato su traballo cosa tua? Di sicuro. Ognuna delle mie storie riguarda a mamma, a babbo, da dove sono io uscito. È vero che mamma è una macchina di danza classica. Tanto la gente usa un bel di musica di balletto. Dall'altra parte babbo mi ha avvicinato subito a chi so che era un cantautorato popolare italiano tradizionale. Io che preferisco è Francesco Guccini. Okay?
e tutti gli altri che vi sono in fila che vi potete immaginare. So che queste due cose un pari a che penso quando scrivo proprio i barauri, che sono le principali ispirazioni. Certo. Okay? Quindi in adesso casa si cresce in due ambienti, in noi sa danza e sa musica, si punti i vostri impari e in si bessiu tu, no? Poi in Turritania, non lo sai, no? In un luogo, in questo triangolo umano. In Turritania. Secondo tu, sul luogo in cui si nasciti, sul luogo in cui si cresciti, fonti importanti per un artista? Non scegliere un artista, pensa una persona, ma proprio come un artista. Fondamentali, per tutti i bassoni. Noi che siamo cresciuti, io ho cominciato dicendo su 5 di Coglio, e noi che abbiamo risu 5 che di chiazeni in Sosso, che è un'altra città, e che di chiazeni in Portudora, reggiavano ma tessi su 5, ma di Coglio, e che Portudora non verrena, e tutto il Coglio, tu quando a mare, finza da minore, vai a Rocca, e dalla Rocca ti tirampi a mare. Ti ci devi sighettai, no? Beh, una spiaggia però c'è, non c'è stata una baia, Balai. E cussa. E tanto noi siamo cresciuti un po' così, sempre a Oce a mare, in vecchio a Quintani, che l'orizzonte, che un po' tuttora riposi, si proprio a Baidallo un po' più di che è un passaggio, una giornata a mare. Noi qui ci siamo stati rampati, tutta la crescita, a Baidallo del fio come d'inverno. Che è più bello lavoro, a me mi piace di ti centra Trento, tutto, è bello farlo i sci, i canzoni, le composizioni. Quindi, insomma, questi ambienti esti di importo, poco chi si narra. Asi dentro maniera, se andavo fuori, asi giravo un vago sul mondo. Nel 2021 siamo andati a fare il primo concerto in Barcellona. Ho fatto 2 concerti, uno in un centro catalano e uno in un centro dei Paesi Baschi. Il concerto è piaciuto un bel a tutti, erano tutti contenti, pure nessuno comprendeva nulla di quello che ero dicendo. Ma qui c'è una cosa che io sono abituando a chi pure in Cagliari, quando mi capiteggia, tu dici, dov'è? Non comprendo nulla. Non comprendo nulla. Però è stata un'esperienza comunque importante, assai importante. Siamo andati in 5 con 5 dei musici che suonano in a me. Abbiamo agattato Bassoni a giudito un centro catalano e basco per sottolineare che erano un pubblico attento a chi sono le minoranze, a chi sono pure le caratteristiche delle culture minori come ti può essere della Sardegna. Certo. E in Sardegna come ti può essere da Turretana, della Sardegna di Sobra, di così. Quindi insomma una bella esperienza, non lo sai. Andava, ci causo dei contai su sono chi va deuso con questa rubrica quali sono. Cantautorisi. A sa littera gli da essi femminas e omisi gli scrinti e cantanta canzoni si cose in solo. Ma è meta de bruso. È poesia, è filosofia, è politica, è cronaca, è vita. Se so voi tendi de canzoni si chi contanta qualcuna cosa chi è succedi a de avverasa e che bene posta a intro de un testo e appustisi a registrata. Uno conto io adesso annai, o meglio su, 1000 contos. Ma commenti fatioso d'ogni orta, finza se voi tendi de cantautori si tocca da torrai uno paghetto da coa e nomini si chi proso manco tutto su conosceus. Is artistas a Singhizzo, contingenti commenti Fred Buscaglione, Renato Carosone, Domenico Modugno a sua de totus. A Sigidura arriva da una generazione in Noa, candioti di susemini dessa canzoni di autori francesa. Luigi Tenco, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi, Giorgio Gaber, Enzo Iannacci, Piero Ciampi e a Sughinanta Metasa sovrude in porto, Caesti Fabrizio De André. S'importo de gusto ultimo ad andai vinzas a voras de gusto chiesti su mundu de su cantautorao, lompendi a sa world music, con un disco storico, che esti Creusa de Ma.
A sa metà degli anni 60 si incaranta Lucio Dalla, Mino Reitano, Francesco Guccini, Paolo Pietrangeli e Giovanna Marini. Dessa canzone francese si incomincia da castiai vinzesa a su cantautorao americano, a gente come Bob Dylan, Paul Simon, Leonard Cohen. Nascinti il logo dessa musica di autori e c'è adesso un locale, gli adesso sul logo, possa musica des cantautori. Si zerra da Folk Studio e denguni antava assai nomini si commenti Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Stefano Rosso, ma vinzasa Sergio Caputo, grazie a Di Michele, Rino Gaetano e Medas Atrus. Un luogo in cui santa registrare vinzasa discusu de importo, un luogo storico. E commenti vadeusa si scaresci de altri artisti a mano su gli antesignau sa storia dessa musica italiana e che avunti issus e tutto cantautorisi. Gente commenti Pino Daniele, Alan Sorrenti, Ivan Graziani, Ron, Angelo Branduardi. In di de oi, i nomini si funti gusto su de Ermal Meta, de Brunori Sass, de Vinicio Capossela, de Motta, de Colapesce di Martino, casi che sta tradizione non se perdia. Funti scetti mudausu istempus e maneras de voidai, tutti noi. In Sardegna, in Sisola Nostra, c'è d'artisti commenti Piero Marras, Franco Madao, e una bogica commenti Gusta de André, e sta andata meda brusainantes di questa musica di autori, Gusta de Andrea Parodi. Artistas che impreanta e andimpreau su sardu in canzoni si cosa in soro, e, in suo caso di esprimo d'uso, funti canzoni si de protesta puro, che contanta dessa terra cosa nostra e finzasa dessa vita dei disterrausi. E oi, i nomini si non mancanta, femminasa e omminisi, Igor Lampis, che torna a piegare finza sa tradizioni de su canta cronache, Chiara F, che parti dessa ruga vollompi ai sparcus brusardus, Andrea Andrillo, dei surtimus che di funti bessius a pillo, ma gli effendisisti mai beni dessa critica puro. E i nominisi gli antessi meda atus. Sa poesia e sa storia sa de contare in Sardegna non mancano di sicuro, finzasa con sa canzoni di autori. Seconda parte di questa regionale de oggi, su ancora, come sempre, cercando di andare a fondo in sa vita artistica e non des ospiti cosa nostra, chiesti Federico Marras per Antoni. Federico, cominciamo però del singizzo, mancai gli ascoltatori cosa nostra non scinti a chi nisesi che all'esti detto su percorso cosa tua, quindi che all'esti commenti si cominciao, che all'esti detto su i singizzo su cosa tua. Senti si vuoi dai, vago. Allora, cominciando da minori, la prima esperienza è stata quella di fare un corso in Raggegia, Curugoro di Raggegia, un pari a Don Antonio Sanna, un prete assai importante che non v'è più, e che in Poggio d'Oro ha un coro, un coro che è assai famoso, è importante. Fare un festival in Poggio d'Oro, che è una delle manifestazioni più importanti, che è proprio incentrata su questo coro, che avrà insomma una quarantina d'anni di festival. E dove è stato il primo che mi ha posto un po' a cantare. E da allora io non ho sempre continuato, fino a punire in musica qualche poesia che io scrivi. È stata una cosa un po' solitaria che fra me e me, diciamo così. E solo da voi che ho pensato ho inteso proprio la voglia di cantarla in pubblico, quindi di farmi intendere pure dall'amici miei, che nessuno ne sapeva nulla di questa cosa che facevo. Quindi tutto guau. Tutto guardo, sì. A che ho incominciato avevo 10 anni. Okay. Poi, quando avevo intorno a 16 anni, sono andato a imparare un amico che si chiama Civica, che viene in Poggio d'Oro, ho studiato un po' di chitarra, un po' che ho cantato, si è giunta a Ragana e abbiamo fatto chi so a tutti i primi boy band, in quattro amici con le chitarre, con la distorsione, facevamo un po' di rock, giocavamo in saletta, però sempre tutte e quattro con la gana di punirsi in pari per fare qualcosa che fosse nostro e non, come ti dice oggi, cover e boh. Tanto di così abbiamo cominciato a sperimentare, io ho bucato fuori qualche cosa, ho detto ma sai, io quando gioco a sera ho sempre scritto queste cose, abbiamo mobiliato un paggio, sono uscite le prime canzoni e mi è piaciuto un bene, mi sono inteso la dimensione mia, in di dubbio di là, in una maniera che è difficile
è difficile incaricare la ringa che imprei, dillo. Al punto che ho promesso di non finire più. E sono passati anni e io sono sempre in continente a fare progetti che riguardano già la musica. Una delle prime registrazioni erano proprio minori, erano 5 canzoni in italiano. Siamo impegnati a ottenere un finanziamento dalla provincia di Sassari per pagarsi gli studi di registrazione, fare cose per. Noi abbiamo il nome, tant'è che si chiamava NN, che è la cosa. Che ne nome in Ariusaici, no? Esiste ancora va, che c'è pure qualche coppia, ed è un lavoro che non mi fa cugneggio di ascoltare, è un lavoro di un pizzino, proprio di 17 anni, ingenuo, quello che vuoi, ma ha fatto bene, compiuto. Non era a tempo lampado, cercando di fare da scegliere che uno che noi eravamo. Noi eravamo cercando proprio noi, di far vedere appunto di roghi nostri, da poi far vedere di Rabezzina che ti abbiamo mollato, che eri innamorato di chi dell'amico che ti abbiamo fatto incassare. Però Rugullo era proprio cercato di punire te dentro queste canzoni. Ed è un vizio che mi sto bucando. Sono fanno 40 anni e ancora sto pensando a una registrazione che voglio fare, che l'inverno magari. Certo, insomma, l'idea vi accusa di iniziare a suonare e a fare canzoni si pomoni osatro 78 a intro del... Vedo dire una cosa importante, in Portodora si cresceva con la zona industriale, era Rumaria, una berra e all'altra la zona industriale, che era un incubo. A chi tu avevi due possibilità crescendo, andare a lavorare a zone industriali e andare a lavorare a zone industriali. Boh. Pago sciopero, non lo sai. Ero terrorizzato da questa cosa, che no, dico mo io non verrò su fare, non faccio. E tanto verrà pure questa passione di punirsi a farlo a vero. E ora ho detto, avevo degli esempi in casa e sapevo che si poteva fare a vero. Certo. Lavorare il mondo dello spettacolo e in qualche maniera buggando. Ed questa cultura lavoro, no? Questa cultura, sì, principalmente. E tanto ho creduto parecchio, ma pure chiedo fare il pramo che ne avevo, andare a fare operaio, era zona industriale, ero belgio, avevo un babbo operaio, ero a Giubillo, come ti sei fuggito quando ha potuto andarsi in pensione. No, grazie. Ho cercato di farlo. Ti credo. E questa prospettiva non fiata proprio bella. No, poi si pari un macco, in tutta la tradizione sassarese, torretana, culturese, delle canzoni sassaresi che conosciamo tutti in Sardegna. Uno dei principali argomenti è Romandroni. Sì. Romandroni, cioè io che ho la gana di lavorare, ok? Quindi c'erano 150 canzoni e ognuna dice cosa era di fare, Romandroni, di tutto, che è corrotto, dice pirato, oppure canzoni di operai che si sono cotti lo sabato, un po' troppo, tanto ruruni non ingranano, romasci, barri che passano dentro di gabbo, ma ancora è meglio stare a casa. Okay. E si bacia la ghietta così, quindi è importante come tematica. Certo. Pigliare e dire no, io voglio fare l'artista, non voglio fare né lo frabbegamuro né l'operaio dell'azienda industriale. Ecco, sei un po' quel grano. Pure negli anni 90, che sono cresciuto io. Pensa che ho usato via da sé, negli anni 80 e 70 prima ancora. Certo. A chi erano tutti operai, una comunità mi piace strano di avere, sai, uno che va a uno sciopero. Sono tutti a cura a terra invece, a Sarrendi baracca e quindi insomma avevo questo cambiamento importante. Quindi torno a noi, bisica sul logo in noi se nasce, sta di fatto scioperai una ia, torno a sapere conto di questa prima arte. Il logo che indici grisci è tutto. Si ti rimane dentro, ti rubo che ha fatto. Però è stato di importo visto a te un esempio in famiglia che è un esempio differente, che si poteva fare una cosa con Sarti, che si poteva traballare con Sarti. Chi è stato fondamentale, chi mi ha dato coraggio, che dice, pure tu lo fai, posso fare pure io. È un po' quello è sempre giunto mare, pure mi diceva, stai facendo un lavoro, ma cosa sei vende? Hai studiato e non sei venuto. Io ho detto no, già so che vende. Non ho compreso cosa, ancora ero minore, ora ho compreso meglio, ma quando avevo 20 anni
Cioè, il gioco era mezzo vaura, mezzo Certo. dai. Vabbè, in sta vita ci Come punti tutti. i business lavoro, i sogni, come ti sai in italiano, no? Chi vuole diventare Sì. business a realtà, chi uno vuoi fai di essere determinato e fai uno sciopero e sì che di questa ruga, dopo ti vai. La prima canzone in italiano di chi NN, che ti ha già detto, era in italiano e si intitolava Ai nodi in dimorano i risogni, saricchia in torretano, qui dove muoiono i sogni. Tanto, come ti ha già detto, l'idea era chiara, di chi voleva andare a fabbetà. Eravamo minori quando si era cominciato. Poi crescendo le esperienze mi hanno bucato fino a comprendere che ci via a che cosa che poi appunto impari più passione intorno a me, a che cosa che prima ancora delle canzoni mie potesse essere interessanti e tanto ho cominciato a lavorare in questa fabbetà. Andava, si andano a mera is festas e da scontato in sa rubrica Festival. Su traballo cosa mia con su Tempio Faber Festival comincia nel 2004, momenti organizzatori e conduzioni artistica. Su tema che in Sara Zaiauso scioverau via in sul logo de Faber, a intro de musica, arti e natura. In primi anni ho fatto scioveros che vedo suonare ortodossos in italiano. Assumanco poco su chiesti sul repertorio di De André, ma anche se idea cosa mia sia sempre stetti a gusto de vai giccai, es artista che canta parte a su festival, un impreo creativo dessa poesia e dessa musica de Fabrizio. Pomori de gusto sciovero, accanto de drumas de cover, che va in canzoni dessa maniera classica, in isannus e ciccao artistas stravanauso, che antidorrava a fare dessa maniera così in solo, più creativa, potete suonare, le canzoni di De Faber e in super più tempo scritti canzoni originali. In isannus e ottentu artistas ingresus, francesus e atrus, che hanno dentro un accappio con sul nostro, Polompia e gigantes del suo progressivo italiano, che vunti stetti su sa banda sonora des canzoni di suas. Genti commenti sa PFM e sa buonanima de Vittorio Descalzi, de sta druma New Trolls. Ci vunti stetti su annus in iscalisi di isi de su festival 25 e atrus orus malassottiauso de una o due disi. Custu va mori de su dinai de su comune de Tempio, che ha sempre sostegno s'assozio nostro che traballa da vodde badasa. De 2 anni a Gustavati teneus un aggiuto dessa Fondazione de Sardegna e questo si ha donato la possibilità di ammagnare sofferta artistica e di tenere un bello livello di qualità, che nella abilità non è sta mancata mai. In istre disi, in suo cali su festival in moi è concordao, una è dedicata a chi ne stima di sentito su del suo repertorio di una vocalità che ricorda Faber. State due sesti dedicate a sconcerto su chi si va in Mericcedo in sul centro storico, che andano a me da pomori dessa varietà di artistica e a seguidura tenuto esempio un concerto su notti con un artista sanodiuso. State tresi è dedicata a un artista nazionale. Sa gente si che di comprege in manno. De calincuno anno e ho circa vinza sa banda musicale dessa città, che sono da occasioni scelti arrangiamento su des canzoni, me da agradesse a del suo pubblico locale e dei turisti che appropriano. In plus aggiunge a mostra addirittura di fotografia in su spazio Faber e sidas a sommonte l'imbara con concertedos in su adenti, cose vappai di massaios, a mostra de ceramica de artista giovanus a tema Faber, presentadas de librus con s'aggiuto de atrus associus. In noi in tempio Fabrizio De André via in grande considero e tiene al suo rispetto chi si ona da sospiti e sa stima chi si ona a uno de famiglia. Pomori de gusto de neus un pubblico che poteva suonare popolari e bruso studiao. Sa famiglia de turistas in ferie, sa candiene de su continenti, poverus e riccus, avocaus e massaius. Poteu sunnai s'umanità varia, chi va per stimate, con sa calisa cattata, plus che tutto castiendi a esprus umilisi. Ben introdottosu a scurtare su Faber chi intendenti prus accanta de issus. De noi punti passaus is artistas frucconnottus e gustus prunodius, ma dottus antiscipi a regalare emozioni immannas a sa gente. O lo torrai grazie a Paola, Marco e tutti i collaboratori. Mai vadiauso, poitta su successo umano del suo festival viene di un traballo che si va ad impari. E chi ci pensa, fuori dei suoi stracchimini che indiesi da pillo concordenti su festival, se uno bene assortiamo meta. Poi dai con notto, poi dentro sa buona sorte deve essere prefazione di Schelio, sul primo disco cosa sua, e poi ti vuoi tornare grazie con sa città di mia. Un saluto umano, De Sandro. E se io sono ancora in compagnia di Federico Marras per Antoni, Federico, fioso vuoi dire, insomma, in s'ultima parte de canto esti de importo sul logo in noi sesi nascio e crescio, desinfluenza, sa che si dentro e medatro,
Ma tu non sei vetti un musicista, in questo programma si può dare di musica, ma si può dare di altro. Tu sei un artista che può suonare a 360 gradi. E ti ho questa cosa, che li punti i sartisi, non scetti sarti, i sartisi cosa stua sa? Ma dimmi così, non so se a 360 gradi. Beh, però, un paghetto per lo sapetto, dai. 180? 180. Allora, il mondo mio è pure la danza. E appunto, come Chicchio, come tutti i cantautori, il mondo mio è pure la poesia. E io ho fatto assai, punendo la 30 teatro, a chi da sempre ho fatto un po' di corsi teatrali, di rappresentazioni. Ma quello che è più importante, come era musica, è la danza. La danza è una cosa, io ho giocato fino a 10 anni, a poi tutti gli amici miei mi pigliavano in giro, no? A chi faceva ballerino, mi dicevano vieni a fare calcio, vieni a giocare a pallone. E tanto sono andato a giocare a pallone, che venivano in discussioni, che ricreano, si faceva. Sono andato a giocare a pallone e quando finiamo di giocare ero spogliatoio, erano tutti maschi. Tutti nudi, io dicevo, ma voi mi eravate brillante in giro, io ne venivo dalla scuola di danza che erano tutti femmini, quindi non so se mi gioco come... C'è qualcosa che non torna, davvero. Siete il crani voi, no? Siete il crani voi, te lo torno a dire. E tanto ho giocato a pallone per un bel anni con la squadra di Rubarti. Fiesta bravo? Fiesta bravicetto giocando a pallone? Corrio, mi bonini a correre a tipo cavallo e diciamo, ribedi non erano proprio granché, dai. Non fiesta ammessi, non no, proprio mannuta. E quindi? Però mi ero bucata dentro la danza, diciamo. A che sì, mi sono andato a giocare a pallone, ma appunto vi raggio in casa e tanto andavo sempre alla scuola, a vedere amici, mi piaceva andare a vedere proprio il balletto, fino a quando ero minore. E ancora va, ragazzo, lo trovo emozionante, è una cosa che mi piace un bel. E tanto l'ho sempre amata, e ho cercato crescendo in una maniera per poter occupare pure di questo, perché mamma ha fondato Chicchio Cora nel 79. E tanto andando, gli anni, i tempi sono cambiati, è arrivata la digitalizzazione, a un certo punto io ho cominciato a aiutarla con il computer e ho imparato a fare domande per i finanziamenti pubblici alla regione, scrivendo baeda che scriveva a mano fino a quel momento. Certo. E così piano piano mi sono inserito fino a che papà, che chissà chi era ricora di mamma di 30-40 anni fa, è diventato un centro, ne ho 3 o 4 di cuore, vi ho 150 abitini, un luogo umano e io sicuro tutte le burocrazie, diciamo così. Questa parte amministrativa, non le usaici, no? Aggiungi, vi sta aggiungendo dopo prima. No, vorrei dire che mi sono riuscito a che di mori era che dovevo fare operaio, invece posso fare da un lato di musica e da un lato come posso dire, c'è comunque in un luogo che è di una scuola di danza che è bello, è pieno di bizzini, che è un bello travaglio, sono contento, so un bello matrimonio, che la mia attività di musicista e che la mia attività che non è di ballerino ma è dentro, ma tessi un mondo che è un mondo di cultura che a me interessa. È bello, perché poi bisi Nareoso Zesi a intro mancai non da pratica direttamente sarti dessa danza, che è una cosa che sta parlata in suo coro e che usciti, mancai poi si tornerei a cominciare a non gioco più vecchito, andavo a fare un po' di dango, poi no. Però si vince uno scambio, no, con questo mondo, perché bidendi sarti intrada in sarti. Sì, ma poi mi piace pure come direzione artistica che dà di inventare piccole produzioni pure di danza contemporanea, che vi ho dei ribizzini che sono più anni, 20 anni, che ne bigli 2 o 3, fai un tema ed è una cosa che puoi vendere i teatri, ma pure i club, che tanto mi occupo pure di Chicchio. Quindi fai si vince questa direzione artistica, sì, no? Sì. Non didattica, okay, ma artistica sì. Il mondo è questo dessa danza? Un mondo di macchine. Perché noi non di guardare, ma è un mondo che mancai proprio chi non fu appassionato, non lo conoscevo. Il mondo è sti? Allora, so artisti come i musicisti, come tutto, tanto so stravaganti, è ok. Ma quello che è importante è che vanno proprio, noi facciamo in Chio uno stage internazionale
impulsanti, che era il 7° anno che lo vemmo. Sempre a Porto Torres? Era a Baia di Balai, un parco intitolato a Chico Mendes, che sta proprio nella Baia di Balai, tanto offrimo una gheda in dei bizzini che vengono dall'Italia, dalla Spagna. Bonissa dentro il campus, tipo così, che ha bidda minoredda, quindi fanno le lezioni di danza alla Beccio, sotto una copertura, e dormono in un hostel che è tutto contiguo il luogo in dicembre. È una cosa assai bella che funziona bene. E io posso incontrare Fabità con un sacco di masteri importanti che vengono da Parigi, da Bruxelles, da Roma, dall'Accademia. E tanto ho conosciuto un bel di ballerini professionisti. Ma non c'è nulla, sono macchine a te come ti imparano a chi fa le lezioni. Sono passioni liberi, a me piace, si pone su pushati, a chi sono attenti, sono un po' vichidosi, diciamo così, in Porto d'Or. Però sono professionisti importanti. È bello per voi questo attovio che ha in maniera di scambiare queste idee, stimoli artistici e musicali, esatto. no? Intendiamo proprio questo, ci sono rapporti che sono nati, un maestro in particolare che si vediamo, a poi erano più venendo che è giunto alle prime 2 o 3 edizioni, poi ci abbiamo, ma siamo comunque stessi amici, ci intendiamo. Ecco, abbiamo fatto un bel di danza, ma pure di musica, di cultura. E lui è dell'Andalusia, però vive in Bruxelles, ero direttore del Conservatorio Coreutico di Bruxelles. E la conoscenza sta regando a fabbrica di ogni cosa, di quello che è dove per la rappresentazione artistica, il pubblico, il rapporto con il pubblico. Certo. Sono occasioni di crescita importanti. Certo, ma poi insomma si comprende Vince commenti sul mondo artistico questi in altro luogo, insomma, tenete questa esperienza di altra gente che riconta da commenti funziona da che isso e non sei inserrato in Turritania, Nareso, no? Sì, vorrei questa questione di... Noi abbiamo Rumollo, tanto è sempre Porto d'Oro è un luogo un po' strano, ma vedo che è bello l'idea che Rumollo, Rubollo, arrivano i navi, vi sono sempre importanti. Scambio, certo. Storicamente è un luogo in del nuovo porto, è un luogo a voi saputo arriba. Come Antebida infatti è sofferente a chi non vede una comunità proprio come ti bacino attribuiti della Sardegna che magari più si arrada, però che vi danno in burro di più alla vita che è dead, proprio, la intendono. Il Porto Torreso la intendi, il Porto d'Orra, ma può essere una persona che è ruggiaio, era napoletano e arrivato sono da 60 anni, ok? Andi in un'altra vita della Sardegna e sono equipi da 400 anni, da 800 generazioni, vero? Certo, ma succede. Scritto e suonato, comprendi che questa musica è finza in i libri e nei documentari. Amore, Roma è un palindromo, ogni che si può leggere della parte e dell'altra, e il suo significato apre il suo proprio. Dopo c'era Amore, Roma, sul disco è un concept album. Le canzoni contano la storia, vanno ascoltate dalla prima all'ultima. Però dopo c'era un palindromo, secondo me la storia deve essere ascoltata dalla prima all'ultima ed era il significato. Ma chi ben ascoltata dall'ultima alla prima, il significato parla del suo proprio. Sul disco conta la storia d'amore dell'uomo e della femmina. Non c'è amore, ma la storia è fatta pure dei problemi, del distacco, di tristura. La coppia rinasce andare avanti che è ben formata. Non si sa come acaba questa storia, poi tocca da ascoltare, se no però che l'ultima canzone si sarà saltare, ma questo non è nulla. È un disco di cantautorato, che tutte le canzoni sono scritte da me. C'è una parte pure rock punk, in cui ci sono chitarre elettriche, basso, batteria, ma che tutte le canzoni sono di cantautorato, quindi chitarra acustica, a volte c'è effetti di chitarra acustica e voci, altre volte invece si andrà in sul rock e sul punk come è sul stile mio. La differenza con questo altro disco è che sia in suo primo che in suo secondo ci viene mera collaborazioni. In suo primo mera stesso sono fiante mio. In suo secondo invece il stesso viene tutto in mio e musica sapore, ma viene suonato mera collaboratori.
violino, basso, batteria, chitarra. Invece in questo ultimo disco che ho fatto praticamente tutto solo. Ho suonato chitarra, su basso, batteria elettronica. Non è una cosa che ho sceperato di fare, ma è andata lì, forse si tempo, sono uscito. Però secondo me mi piace di me sul risultato e piace pure chi da ascolta. Questo disco si può acquistare sul sito del suo Cenacolo, quindi cenacolodiares.com. È distribuito di Audio Globe, si può acquistare pure in libreria su ordinazione. E c'è pure questa versione digitale che si può ascoltare in streaming su YouTube, Spotify e tutti i canali che abbiamo in questo tempo. Secondo me è molto importante invece continuare a pubblicare e a stampare sul formato fisico nareoso. Perché adesso sono proprio molto appassionato del disco, del vinile, mi piace a piegare, mi piace a dare in mouse, sul libretto, a leggi, a curiosità che ci sono, fotografie. E poi è un modo per supportare chi ancora fa di musica, chi fa di cultura, chi fa di arte. È importante pure su digitale perché è più facile di ascoltare, però secondo me non basta. Se us arregionendi e us vuoi de arti, non scetti de musica e us vuoi vinzas de danza, de canto esti vinza de importo a scambiare is arti, sino a agattai, a toviare gente e poi dai con isso, magari gente che viene di altri luoghi e ti contanta cose di altri luoghi. Però è tempo sicuro di voi dare cose che nascono in noi. Commenti, l'ultimo lavoro che hai fatto tu, Federico. Contasi un poco, come ti nasce di questo disco, dei tavueda, da commenti da si concordao, insomma. Canzoni di mare, si chiama così intanto. È un lavoro legato a un luogo in cui siamo cresciuti, tanto a Porto Dorra. Qui va un'ambientazione, va un'istoria, da dare da chi lo dico. Un'istoria che è un po' leggenda, un po' storia, che fa vedere l'ambientazione è il Mediterraneo, il Golfo della Ginara, del 1500. Che in questo periodo Rumari era così, infiltrato di pirati, baglianeri, gente che... è un pirata assai noto, chiamato il pirata Barbarossa, si è stato flagellava tutta l'isola della Sardegna, che ha fatto assai importanti e conosciuto pure a Iosso, il Golfo dell'Angeli. Ma l'isola della Ginara, che è un pirata, che era l'ammiraglio della flottiglia di Solimano il Magnifico, il più importante personaggio della cultura musulmana, pure va. Sì, sì. Chi Barbarossa, che non si chiamava Barbarossa lo chiamavamo noi, chi lo si chiamava in arabo con un nome che io pure non lo so come dire, lo chiamo Barbarossa. E tu sei realmente Bai Baruia, io dico. Brava a Rubia. Bai Baruia. Ho raccontato questa storia che il pirata, che il marinaio, si è filmato alla Ginara fra una razzia e l'altra e ha visto questo pizzino, un pastoretto della Ginara, minoretto, un pizzino di 6-7 anni. E le piaciuto assai che il pizzino era bello, assai bello, era un pizzino bello. Tanto Bai Baruia ha deciso di pigliare Ciro, a mo' di figliolo, l'ha adottato, l'ha cresciuto, l'ha imparato a andare a mare, l'ha imparato a comandare, l'ha imparato a studiare, l'ha fatto diventare musulmano, l'ha imparato l'Islam e l'ha imparato pure a fucilare i cristiani, a chi se la regava in giro, fatto così manno, para Sardegna a ammazzare, a pigliare, a furare, tutto sì. A fare il suo pirata, non è così, no? Questo pizzinetto ha fatto carriera, a un punto che è diventato il terzo re di Algeri, quando in Algeri è andato Carlo V, il più manno imperatore della cultura cristiana, a poi che se n'era andato da Alghero, quando ha detto pocos, locos, ma lui si era via con la Caresi, no? Con i risalti tutti, solo con la Caresi era via, te lo dico io. E chi se n'è andato ad Algeri, a chi aveva di pigliare Scira, di fare guerra, e chi aveva accattato questo Busto Durreso, che era re, e che era sconfitto. Ragiora sconfitta di Carlo V,
è stata per mano di un po' più reso. In Alge. E la cosa mi è piaciuta assai. Di così ho scritto questa storia in musica che è in canzone di mare. Quindi tutto su disco è sta sopra di questa storia. Vi sono visioni, vi sono momenti che sono intimi, sono ragionamenti che non è esplicato che reggae fa bidendi, ma momenti in cui invece è proprio una rada, aveva un punto importante che ho detto una cosa che varrà bene di Funtumà, che è la gobbola. La gobbola è una forma della poesia sassarese antica, vera fino al 1700. E ho scritto una gobbola di racconta giù per il Soriella come ti era giudicata a te di chi subirate e chi subizinneddo. Ma poi da Rimini poco non è sempre un resoconto storico, assai di evocativo. Romanzo vero, no? Insomma, adesso non vai un romanzao. Quindi si scioperà di una storia, da si concordavo. Di sua leggenda, giù in mezzo a Trigosi, una brighiera. Un bello viaggio, insomma, un bello viaggio. Ascolta, quanto canzoni si funti a intro di questo disco? Sono 30 minuti esatti di musica, sono 9 canzoni. È una cover, diciamo così, anche se non è una cover, è una rivisitazione dell'inno nazionale della Corsica. Un inno nazionale assai importante che è un'Ave Maria, che ci assomiglia già assai a chi da Saglia, che conosciamo tutti, che è inciso pure di André. Certo. Però fa un carattere tutto suo, cioè ti nabizzi piano piano che era Mattessi, che sono surreddi, diciamo così. L'avevamo riarrangiata, era giù tradotta in turrittano, eravamo incisa ed è diventato Canzone di Mare, proprio questa canzone che è un inno della Corsica che pure è una nazione assai di mare, diciamo così. Vabbè, nareoso gaggiai. Ascolta, questo disco in noi da si registravo e con chini, quali punti musicista sa chi tanto aiutavo, chi c'è sti che all'incuno chi ti ha aiutato, insomma, dopo potevo salutare pure. È una bella storia, che il suo disco nasce da un episodio un poco divertente che si è fatto di tutti, che nasce da... A noi si piace, in sconto su Cappa Lo dico a va, che vi chiasi proprio bene, che è nato così, è nato da una buffonatura. Il premio Andrea Parodi. Mi è arrivato da rinvito a fare queste iscrizioni, ma io me ne sono dimenticato, sinora di prima, che tu no, l'iscrizione, a registrare la canzone, la canzone, ma non avevo registrato nuda, me ne ero proprio dimenticato. Tanto ho giubilato un bassista, che non è un bassista, è più un idraulico che un bassista. Ha detto, e ho cantato basso voce, ha detto, chi mi risponderanno, mi diranno, ma sì, ma come pagate i biglietti? E invece le piaciuta questa cosa e mi hanno invitato alla finale. Bascio e voce. Tanto sono andato alla finale, mi ha già regalato l'idraulico, era già lasciato a casa, ho portato 2 o 3 qualche musicista a vero, e abbiamo fatto il primo esperimento. E i Rubarodi che ha vinto il premio per il destro, che è una cosa interessante per come io per una cosa per me è importante. No? E tanto ho detto, mi tocca di seguire a lavorare questa cosa. Mi sono occupato e ho domandato aiuto, ho già gattato i principali bassoni, che sono il contrabbassista dell'orchestra jazz della Sardegna, Alessandro Zolo, che mi ha aiutato dal primo momento. Abbiamo fatto l'arrangiamento un pari, tutti i musici, tutti i barauri l'ho scritti io, ma l'arrangiamento l'ha fatto un pari a Alessandro Zolo, che ha giudito, Maurizio Pulina, sassarese, un pianista pure dell'orchestra jazz, e Giancarlo Murranca, che invece di Salargius. E come abbiamo fatto tutti, Edo ha scritto tutti gli arrangiamenti di ripercussioni che venivano maiosa. A Chiru Sound, che è musicato, il suo disco è proprio un sound mediterraneo, tanto fatto di un sacco di strumenti che sono medio orientali, greci, siciliani, pure usagli, però non solo usagli. Tanto tu intendi di tutto, intendi suoni che poi sia arabi, appunto. Quindi un vago world music, potevo suonare, no? Questo cantautorato che si mistura con questa world music, certo. Sì. Come te, in te esperienza estetica questa del suo premio Parodi, più che andase nominò È stato bello, abbiamo imparato, ma ecco, una cosa importante di Rubarodi sono stati tutti i altri musici che verranno in gara, okay? Tutti questi momenti, quando ci mangiano della pizza, prima che intendi chi d'altro, sono nate amicizie importanti. Arsène, un amico mio che è in Togo, in Africa, che io non sapevo manco in dizione, era il Togo, finché non ho conosciuto Arsène.
Con questa voce bassa così, meraviglioso, un uomo, manno. Siamo diventati amici e venne pure noi a suonare, abbiamo suonato a Sassari, che si tutto andava. Padì, sono stati le cose più importanti del Barodi che mi sono portato a casa. Verranno pure un paio di giornalisti importanti, ma chi non me li sono portati a casa, No. ce la sapete dire. Però, su scambio, chi nasce dentro di questo logo, se appunto il logo si noi arriva a musicista, sa, mi testano premi internazionali, di tutto il mondo, di tutto Europa, e sti dei Un scidato. Certo. Ovvero, ci di comprendi, con i sconti ceddos, come ti puntano le cose, sa. Conti ceddos. Un conto che fa errori e fa pensare pure su che succede di quando questa banda musicale sono a posto interno. E noi invita un intero che non tiene questa banda pare che non vale nulla. Poi siamo abituati a accompagnare morti a Camposanto con questa banda musicale che suona, come succede in New Orleans. È capitato in Calicunaida proprio a pantà Serraus Fantanas, si fa sentire Granaus può sta succedendo, anzi tu prima su baullo e a seguire questa banda si punti spantau su posto che fu succedendo, si punti Serraus un domo, una cosa che per gusto non è mai normale. E siamo ancora in compagnia di Federico Marra Sperantoni. Federico, vi sto vedendo muovere quest'ora di questo disco, su disco Cosa Tua. Commenti, non sono però quando e commenti di si registrare questo disco. Sono meno il musicista, sono insomma chi dotto a suonare, fino a Sudema, fino a questa storia, insomma questa bella storia che tu si cercava, si cattava e si tornava a muricare uno vago per fare bessi un disco. Io suonavo quanto dura, che ha avuto 2 canzoni, sì, che dura 30 minuti, però ne suonavo quando e commenti di si registrare. Contasito. È stata una cosa buffa che a me mi è giunta a un certo punto, è stata proprio una necessità, una voglia. Tanto ho detto, avevamo di fare, abbiamo cominciato a fare i primi provini e ne è giunta la pandemia. Quando noi avevamo prenotato la prima giornata di studio. Tanto abbiamo detto, vabbè, possiamo di qualche mese, ma che la pandemia, come tutti sappiamo, non era cosa di qualche mese. Tanto a un certo punto abbiamo deciso di farlo a Matessi. Il studio di registrazione si avvia in quarto Sant'Elena. Tanto per fare questa registrazione abbiamo di fare in quarto. E verranno le zone gialle, le zone rui, ma noi abbiamo il studio bagato, tanto non era la zona ruia che tenia, e bisogna in Sardegna un sacco di maniere per fare fino a Cagliari senza passare per le carriere principali, anche se è successo burghicchio. Tanto andando torrenti fra Quarto e Sassari, abbiamo fatto queste registrazioni, un pari a Emanuele Pugetto, ragazzino di Quarto, che ha fatto un lavoro meraviglioso, che sono tutti suoni naturali, e vi ho saputo fare, insomma. Qui 2 ghedi in studio, poi abbiamo fatto passare anche mesi a Culcendi, abbiamo fatto un mix, ed è equipe che nasce da Pizzo di Mon Sassari una passione importante che io ridevo tanto, che si chiama Lele Salis, chiedo è Lele Salis Digital Tronos, che è un'etichetta di musica discografica che sta in Sassari, assai importante, che è nata dall'amicizia di Lele Salis e Andrea Parodi, quando Andrea ha cambiato carriera, ha mollato un po' d'azienda e voleva fare cose sue. Sì, cosa saprò su World Music, non le per fare il primo album, hanno fatto questa etichetta, Tronos, si chiamava ai tempi. Allora si chiama Tronos Digital, che non fa più tanto il campi, canto lo lavoro online, quindi Spotify, tutte le piattaforme. Certo. Questa pubblicazione online, non le usaici, certo. E ho inteso il lavoro, è piaciuto un bel, era pigliato, l'ha fatto uso e si è fatto tanto tutte le pubblicazioni, si può agattare canzoni di Mario in Spotify, in YouTube, a volte ha posto un'agenzia stampa per fare un video. Vi credi e ci ha aiutato a dargli corpo a questo album. Forma, non le usaici, no? Io vi domandai una cosa, questa è una cosa per me sempre che devo scrivo e mi piace da commenti scritti esatto. Quando e commenti scrisi,
Cioè, c'è stato un momento di Saddì in su che andavamo a poserrare sul centro casa mia, serra su Ottavi, andato, mi vongio, scrivo, a su notti, a mangiare, Sì, a sì, dedì. è un momento, allora, io penso che un poco di ognuno fosse come ti riveni meglio. Certo. Io cerco di buoni d'accordo, Rughi è l'ispirazione di un momento, infatti sono sempre biglietti appunti, anche il cellulare, registrazioni. E poi mi fermo, non pongo barauri, non rido un senso. Aggiungo un primo, uno shining, dicono gli inglesi, un'impressione, un momento, e lo pongo qui. E poi la dico che mi buria giù anche tu, d'orra, no? Mi viene a chi è sempre liato a come ti trovo, si trovo contento, quando andagio un poco, comincio a ponerli d'accordo e vengo un poco si vero tanto di punirsi a lavorare e dargli un nome a questa cosa. Ma non lo faccio subito, perché sennò è diverso, la ringa di rumamento, chi c'ha appunto di risentimento, a volte può essere geniale, che può essere immediata, ma può essere pure banale, può essere solo elementare, che è immediato, appunto non è un ragione. Invece pigliando lo motivetto, l'anima proprio musicale di questo passaggio, ma tu rendi da voi che l'ho 2, 3, 4 dezi, e ho detto sì, ma voglio far vedere di pirata a Barbarossa, voglio far vedere di Rughi è, voglio far vedere di una cosa, non voglio far vedere dei fatti miei, a me non mi interessa far vedere i fatti miei. Allora torno a punirti mano a tutto e vi pongo i barauri, vi pongo i figuri, su di esso, se di far vedere parodico che ho composto, ho studiato le canzoni inglesi e irlandesi di mare, che mi dicono, What wanna do on a drunken sailor, what wanna do? Sono tante. Allora sono gubigliato, ho visto di cosa fa vedere, ho gubigliato immagini, metafore, ho fatto mio, e allora è uscito un album che era un ragionamento unico, che l'ho fatto a poi ho composto la musica, è proprio questo che ho detto lo Shining. Quindi questo è uno studio a Pavasa, no? Cioè, sono due momenti, un primo momento che è proprio l'atto proprio dell'artista, ma giù di filmare lo che sto facendo, piglio lo che è, un piano, una chitarra, o senza nuda con il cellulare, scetti il sono, no? I naturali, scetti si viene a conca. Che se no non vede più, che non sparesse, è vero, esatto. Se pigasse un momento. Fermo chissà subito. Poi vi dorro e ribongo il gabbo, diciamo così, e ribongo il gabbo. Vi ragiono e dico, poi da sé può essere un ritornello, può essere un come, ma se biglio che ti do ribongo un pari, ecco che ci dà una canzone. Ok, che sono proprio momenti di maiadi, diciamo così. Esti un metodo cosa tua che hai concordato con il suo tempo, con la sua esperienza? Penso di sì, io vi so che arrivi da Rasura. Da pizzino era diverso, io scrivevo tutto un pari, parauri, pure così, che poi no, quella vrebba, che poi era la trance dell'artista. Sì. Urgenza espressiva si danno in italiano, no? Esatto. Sagana. ma non basta per dire artista, a bisogno. Chi è un'espressione che è egoistica, cioè una cosa che fai tu, che si fa vedere di te, ma a te sì, e chi è un po' lo che siamo abituati a intendere sempre, era radio, era televisione, certo. Onde lo che conta non è lo che dicono, ma è proprio lo che rudizzi. Cioè io mi aiuto di buonire rapidamente a crana, aiuto a essere impulsanti io, non lo che sto dicendo, no. Sì, lui che sto dicendo riguarda a te, a me, a che tu, non nessuno, non c'è nulla. L'importante è che il culto di Rabassona, che è oramai, aggiunmai ragiona interpretazione dell'artista che siamo consumenti. Sì, bravo, torna da luego su questo tema della musica come un prodotto di consumo, non è così? No, come che sia una scatoletta, una bustina di pistocchetto. Ma non era così, che la musica, certo. Io lo fa vedendo con un amico curdo, che in Sardegna, che siamo usando un pari, era mi dicendo proprio a rimani, prima la musica era la di che a Vinnenna, vera Vinnenna, visori musicisti, vera che cosa di importante, un affido, finza che pari molti, cioè era riada a una sacralità, a un'importanza comunitaria. Chi io non dico, no, di fare suonare solo quando muore che tu, non so cosa dice, ma
ma pure il contrario di quello che viviamo va, non è che fosse a meno a ridere, fazzi ridere ma a te, Certo. pure se non fosse tutto importanzioso, ma si vive ben sul momento, fazzi è povero, c'è pesce, è solo business. Non E v'è scetti più- di nai, non scetti v'è di più, nai, no? non v'è più senso di farlo in questa maniera, è proprio parecchio che io ho deciso di fare un lavoro che può essere di nicchia, di zinea, no? Ma di nicchia, non è di nicchia, pare bastoni che io vengo, per me figliora, Certo, questa gente che ti accanto, siamo certo. tutti una nicchia, non vuol dire nulla, a me non mi interessa andare a fare, è una cosa che interessa per la gente che vive un po' a me. Va a ributtutoresi, a risassaresi, impugniamoci, non impugniamoci, io mi sono impegnato in chicchio, per fare bello quando siamo, le cose che sono nostre, che la gente ti interessa, la gente che è lontana, ti interessa di più una cosa fatta bene, che è tua, che un'imitazione di qualche cosa che non è tua, che la sei pigliata in prestito. Forse se usa questa definizione che dopo domandavo a Singhizzo, no? Potrebbe essere una musica dessa comunità, di possa comunità. Beh, è un'ispiranza. È giusto. È un'ispiranza, sì, è un'ispiranza. Dire a comunità e para comunità è bello. A me l'artista barartista non mi interessa. Da minori, sì, da minori io vorrei a Jim Morrison. Jim Morrison con pagine di Salvini e Mozart in Busciacca. Jim Morrison a Balai, ma va vicino 15 anni, no? Era la gana di confrontarsi con un pubblico, non era Jim Morrison. Tanto c'è minore vi sono sempre chi ti metti importanti. Certo, è vero. Sì. E che poi vi sono dei bassoni che diventano di mani, rimangono i mattessi che poi fa Jim Ah, guarda, Morrison. assumite e boh. E tu dici, vabbè, compare, come se vai 40 anni, invece di Pensi che tu cresci. Invece la sfida è fatto a chi la gana, non pure di fare spettacolo, ma si chiede di fare tigelio, di fare che cosa che sia, appunto, mi piace assai lo che hai detto. Dire a comunità e para comunità, cioè non dargli roghi per fare mi vedo e per catturare più pizzini, no, chi da minore. Poi lo dizia in un momento pure, che lo dizia, un impulsante intellettuale italiano, che da poi di una zecca dai, i poeti sono poeti o macchi, cioè non vi so, se dopo i 15 anni mi pare. Forse Carmelo Bene ha detto questa cosa, non mi rammento però con precisione. Ed è vero, da poi di una zecca dai è meglio che ti gagli, oppure lo fai bene. Lo fai bene, sì, ti di buoni i problemi, bravo, ti di non bacchi tu, certo. ti di buoni i problemi, ti dici, ma di cosa, cioè. Certo, è giusto. Responsabilità di Nario Saici. Si firmauso e apposta si torrauso con s'ultima parte. E se io sull'ompius, a s'ultima parte del suo programma Cosa Nostro de oggi, Federico, in noi pregunta se non ti fatto deo arribanta direttamente dai ascoltatori che ti conoscono, ti stimano e funti curiosi, su funtissi, su candioti bogai a pillo, questa cosa pruso strana. E uno si è scritto, ma fatevo un'ipotesi, no? Pensavo a una cosa che mancai poi di succedi. E questa proposta arriva da questa cosa che è una proposta particolare. Questa la proposta che non si può rifiutare, come diceva quello. Nario Saici, no? Ittavaisi, o Galliesti forse questa proposta, mi pare che avete questa proposta per un legge, che tanti fatto che non te braccia. Ma dimmi così, è un'ipotesi, no, Certo, può, sì. può essere arrivata o no, ma è importante di che io a giocare di sicuro un cammino mio, che per me pare un po' così da di facile, ma poi da ponerlo in pratica non è così facile. Dimmi così, che la canzone di Mari, che era il primo disco che ho fatto in Sassarese, in Torrettano, durante la registrazione sono arrivati altri proposte per farlo in studio, di altri uffici stampa, altri studi di registrazione, anche più importanti di quello che poi io ho superato, che è un pizzino giovane che cominciando. Ma mi vorrei dato i tempi, mi vorrei dato i sigilli. Io invece avevo un'urgenza, per me era importante farlo e farlo subito. Tanto pure se non aveva citato nessuno. La Warner Bros. Magari qualche ghetta in più me l'aveva data, ma qualche ghetta in più. E tanto ti dico, non ve ne so proposti che poi essere più importanti di chissà che io faccio
con me quando mi voglio impegnare pari cose della vita mia, io sono un uomo di un tempo, che so la famiglia che faccio, che cose. Per me la musica non è il successo, 700 concerti, mi ne varano tutti i ribelli, se faccio 700 concerti, mi vegliano stress, non ve la posso fare. Ti morri, Quest'anno abbiamo 700 fatto concerti. 10, 15, una ventina e non ne posso già più, ok? A me mi interessa fare da testimonianza di questi studi che sono avvenuti intorno alla ringa nostra. È stato assai importante la menzione, il premio che mi hanno dato, il premio discografico Mario Cervo di Olbia 2022, che ha dato un'istituzionalizzazione a questo lavoro e ha fatto quello che abbiamo fatto. Con i tempi che abbiamo di trattare Il tempo stuso, non le è importante. Un'altra pregunta, chi l'ompe di ascoltare il nostro suesti, c'è un artista con su quale ti da pragi a collaborare e che ancora non ha sagattato, non ha sattopiato? Ve ne so più di uno. Una persona sicuramente importante, un artista sicuramente importante, che mi ha dato coraggio, Bruedo, a potermi a lavorare intorno a una registrazione, una composizione in dialetto, diciamo così, in lingua, io dico ringa che questa cosa del dialetto a me mi pare a Boganni valori, a rigosi gratis, no? Dialetto, sono lingue, va vedendo, impriamo va fa vedere come tragiamo. Questa persona è Cesare Basile, che è un importante cantautore di Catania, che ha fatto tutta una carriera importante in italiano, ha vinto pure un premio Tenco in italiano. Poi a un certo punto è giunto alla conclusione, ha fatto questo album in catanese, antico, questo di Aduvè, e a me mi ha proprio sciolto, lo zaibetta, ho detto, è abituato alla merinzana in forro, e ho detto, beh, con questo suono, che il catanese fa questo suono che si assomiglia un bel a Rudorettano, fino a Rugadurese, passa che cose. Con Edu, sai, che è un sogno fare che cosa, ma manco mi raugureccio. No, ma si dovete sopra-contare, cioè dovete essere trovati adesso schermo di Nalauso. Ma tu gli accostavate se devi presentare, da un nome. Cesare Novè è un animale di maccia, non si fa zagattare, non ne può rompimento. Bisogna Salchigno, un sacco di bassoni artisti che siamo intendenti per fare cose in futuro. Posso funtumare serenamente Matteo Leone, fa una cosa con Edu che imprero da Barchino e io che imprero da Rittano, vedere che il cisone di chi ringhi di mare cosa voi mi fa un pari. A chi altro trabaglio che mi occupo in senti, perché l'inverno è fatto proprio di collaborazioni. Pure Gio Perrino, che io preferisco chiamare Nicola Macciò. È un caro amico cosa nostra, tu salutato, ma pensa a Matteo Leone che adesso sicuramente castendesi, insomma, tutto amico. Gio mi piacerebbe farlo cantare in Campidanese il Cirinto, in Cagliaritano il Cirinto, in queste canzoni che ha già pronte, per riposito ognuno. Inizia Trento pure una collaborazione con qualche amico agareggio che imprero catalano, Claudia Crabuzza, Davide Cao. Insomma, sono tanti a chi penso che le collaborazioni, fare cose un pari fra musici è la cosa più bella, darsi forza a tutti noi, darsi solidarietà a cose che facciamo. Soprattutto ci riferiamo con questa logica di cui stiamo facendo, con questa logica di tornare il lavoro alla gente che sta in noi, per far comprendere i bizzini. Io sono occupato di una bizzina d'8 anni che ha chiamato Adelasia. Che è un uomo che non per forza rega pensamenti pedi, che la regina dell'Asia non è che le è andata proprio bene, sì. Però che io voglio che possa ispirare in questa bizzina l'onore, la gioia, la felicità da sé che da sé nata in Sardegna, okay? Non come una carriera, come un aumento che ti possa dare conforto. Certo. È una bella cosa, insomma, un bello nome da se sciopera, un nome di consentito. Devo a figlia mia che noi hanno da posto Eleonora, un altro nome di importo. L'alternativa. Andava bene. E noi devo dire grazie per essere stati ospiti di questa bella puntata, una bella regionata, insomma, sì. A me piace, a me sono andato su bene Capo di Sotto e Capo di Sotto. Bene a fondo, insomma, in tutta questa questione. Che non si può più a fare. No. E noi però ascoltiamo su un pacchetto di musica live fatta da tu, e ancora grazie. Tutto su chi disigi posso benedire. Torno grazie a voi, è stato bello, mi sono di piaciuto. Vini Fusian è una trasmissione importante a campare un bel danni. Speriamo. Live.
te migliorano, ti mi piglio il rubuggio, il ruretto, attenta gioco a recchio, chigliata, curusorigo in bocca, già bella che fatta. E ne fosse una tomba in 7 pezzi di muro, lo si tisarro, buglia e maranno, di non ne voglio mai sussicato, muta baita, tremorati rugori, bruciare più moni, corraccia che venia, che molti non temi. Mi cava e rubettura piscina era netti chi teni rareci milla torrenti culloci infissiti frente ad anca di moca era bocca magnata da un poco chi drommi e chi drommetto no